Castelfranco va verso il ballottaggio, lo scontro su futuro e prospettive per l'ospedale si fa sempre più infuocato. Candidati a confronto, l'uno, il sindaco uscente Marcon, per difendere l'impegno profuso in questi anni, che parla in termini di riorganizzazione mirata e per ribadire la volontà di potenziamento dei servizi territoriali guardando al futuro. Il dopo sarà la costruzione del bunker di radioterapia, la completa implementazione dello IOV a San Giacomo, il suo lavorare assieme ai reparti che sono rimasti all'ULSS e il potenziamento dei servizi territoriali. I poliambulatori sono i temi che porteremo avanti nel prossimo quinquennio, perché Castelfranco Veneto assume una valenza nazionale rispetto alla specializzazione oncologica e non trascura le altre specialità che a Castelfranco Veneto ci sono. L'altro, Sartoretto, candidato del centro-sinistra, critico sulla gestione messa in campo finora sulla questione ospedale, scende in campo a difesa dell'ospedale generalista, ridotto, a sua detta, a centro di smistamento. Sul tema ospedale bisogna che la Regione torni indietro. A Castelfranco vanno assicurati i servizi della parte generalista dell'ospedale essenziali e va anche ripristinato tutto il servizio che riguarda la polispecialistica degli ambulatori. Non è ammissibile quello che avviene ora, che un cittadino di Castelfranco che va a prenotare una visita venga mandato da un capo all'altro della provincia, da Conegliano a Godega Sant'Urbano a Valdobbiadene, quando a Castelfranco c'erano tutte le strutture che funzionavano a perfezione.